Noi chiediamo un aumento dei finanziamenti alla sanità pubblica, chiediamo al Consiglio regionale di schierarsi per chiedere al Governo un aumento dei fondi. Servono risorse per far funzionare il nostro sistema, per permettergli di assumere personale, di pagarlo adeguatamente e di fare in modo che anche i veneti non debbano aspettare mesi e mesi per una visita. Oltre 15.000 firme raccolte da Chioggia a Portogruaro lungo tutta la città metropolitana di Venezia per chiedere un rafforzamento della sanità pubblica per l'abbattimento delle liste d'attesa e contro i tagli e le privatizzazioni che secondo la CGIL minacciano il settore. Il corteo del sindacato arriva in Calle Larga 22 marzo per depositare la petizione in Consiglio regionale, firme che denunciano una sanità che non viene più considerata un fiore all'occhiello del Veneto. È del tutto evidente che è una favola che continuiamo a raccontarci e lo dimostrano le numerosissime cliniche private che stanno aprendo anche nel nostro territorio. Il privato ovviamente non viene per fare beneficenza, lo fa per fare il proprio business, ma viene perché c'è un mercato e il mercato è quello della salute dei cittadini che non trovano risposte dal pubblico. Molti anni fa non era così. A Palazzo Ferrofini la delegazione della CGIL viene accolta da diversi consiglieri regionali e dal presidente dell'Assemblea Roberto Ciambetti. Stiamo soffrendo le cose che purtroppo capitano anche in altre regioni d'Italia, quindi la mancanza dei medici di base. Quindi noi raccoglieremo queste firme, ma da parte di questa amministrazione non c'è alcuna iniziativa che va verso il privato. C'è un problema di liste d'attesa. C'è un impegno preciso col nuovo dirigente arrivato, il dottor Annichiaro, che ha come primo obiettivo è quello di contenere, ridurre e se possibile appunto non dico azzerare ma rendere compatibili le liste d'attesa con le esigenze degli utenti. Le firme che abbiamo raccolte le abbiamo fatto questa raccolta nei mercati, nei posti di lavoro, nelle piazze, abbiamo da questo punto di vista visto i cittadini esasperati per l'attesa dei tempi di risposta del sistema sanitario. Per questo chiediamo al Consiglio regionale un chiaro cambio di passo consegnando la presa di posizione molto chiara di migliaia di cittadini.